Noi vogliamo in questo momento ricordare un testo biblico che si trova in Prima Tessalonicesi 5,17, che è semplice ma molto profondo e molto significativo, che dice così: non spegnete lo spirito, non spegnete lo spirito. Cari fratelli e care sorelle, amici che ci seguite da casa, il Signore ci ha dato questa grande benedizione di condividere la sua natura con noi, lo Spirito Santo di Dio, che è quello che dovrebbe, e uso questo termine condizionale, dovrebbe infiammare il nostro cuore per le cose di Dio, no? Tante volte però noi purtroppo trascuriamo questo rapporto personale con Dio, il nostro spirito, lo Spirito Santo si ritira, si spegne, e oggi forse è il momento in cui noi possiamo chiedere al Signore, fare un nuovo patto con Dio, chiedere che Lui possa di nuovo infiammare i nostri cuori e portarci a un livello di spiritualità più profondo, ok? Possiamo pregare insieme che il Signore ci benedica, ci dia pane fresco che viene dal cielo. Ricordati mentre noi preghiamo che possiamo ricordare quel momento in cui, quel periodo in cui il popolo di Dio camminava nel deserto e ogni giorno il Signore forniva quella manna, quel cibo che veniva dal cielo, ok? Quel cibo fresco che alimentava il suo popolo. Oggi il Signore vuole fare cadere manna per te, ok? Oggi il Signore vuole darti cibo buono che viene dal cielo per la sua gloria e per il suo onore, per alimentarti di quello che Lui è. Preghiamo. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo perché, Signore, siamo nella tua presenza e questo, Signore, ci basta. Ci basta essere qua, Signore, come i tuoi servi, ci basta essere qua per camminare insieme a te, Signore. E ti chiedo che ogni spazio vuoto nel nostro cuore sia riempito dal tuo Spirito. Signore, aiutaci a rimettere in gioco, Signore, le nostre vite, a darci, Signore, quella voglia, quel desiderio, quel fuoco, Signore, che viene da te, dal tuo trono di grazia, quello che consuma, Signore, la pigrizia, che consuma, Signore, la freddezza, che consuma la mancanza di appetito spirituale. E, Signore, nel nome di Cristo Gesù io ti chiedo che oggi ci siano delle guarigioni profonde nelle anime, Signore, nei cuori delle persone, nelle menti delle persone. E, Signore, se c'è qualche catena spirituale oggi, che lo Spirito Santo possa spezzare nel nome di Cristo Gesù, e che oggi, Signore, noi possiamo vedere la tua gloria manifestarsi in mezzo a noi. Signore, grazie, perché lo Spirito Santo è quella voce sottile, quella voce delicata, dolce, che parla ai nostri cuori. Signore, questa mattina aiutaci a tendere le orecchie, perché so, Signore, che tu parlerai al tuo popolo, nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Prima di cantare, di lodare, ti invito a lasciare il tuo posto, di andare a dare un saluto al tuo fratello, alla tua sorella, dagli una parola di benedizione nel nome di Gesù. Amen. Buongiorno. Buongiorno. Com'è meraviglioso iniziare la domenica nella casa del Signore. Amen. Amen. Che bello, che allegria, che gioia. Cantiamo e lodiamo al Signore dicendo che solo il Signore è santo, santo, santo. Amen. Io credo così. L'unico che è 3 volte santo, 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 potente, degno, meraviglioso, grande è il nostro Dio. E siamo qua oggi per lodare e adorare questo Signore. Amen. Possiamo fare un applauso a questo Signore grande, forte. Alleluia. Battiamo le mani. Santo, 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 santo.
Chiesa, degno di ogni onore, degno di ogni gloria, di ricevere la tua lode. Santo, 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 santo è il Signore, potente, alleluia, potente, alleluia, degno di ogni onore, degno di ogni gloria, di ricevere la tua lode. Lotta, 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 esalta il Signore, lotta il suo nome dall'inizio. Santo, 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 santo. Battiamo le mani insieme al Signore. Santo è il Signore, Dio potente. Solo Lui è degno di ogni onore, degno di ogni gloria, di ricevere la tua lode. Lotta, 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 esalta il Signore, lotta il suo nome. La Chiesa, lotta, lotta. Suo nome, il suo nome per sempre. Lotta, 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 esalta il Signore. Lotta, lotta, il suo nome per sempre. Alleluia, alleluia, gloria al Signore. Il Signore ci invita questa mattina a tornare alla vera adorazione. È un invito proprio della parte del nostro Dio, tornare alla vera adorazione. Questo è un canto sicuramente che tutti conoscono già, però è un canto bello. E la parte che mi piace tanto è torno alla vera adorazione. Sai cosa significa tornare alla vera adorazione? Lasciare tutto, lasciare il telefono da parte, lasciare i nostri problemi a parte, lasciare qualsiasi cosa che possa rubare la mia attenzione proprio e sviluppare un momento io e il Signore. Iniziare di nuovo a avere una vita con Dio ogni giorno, tornare alla vera adorazione, tornare a quel momento prezioso di cantare, lodare dentro della mia camera dicendo: Signore, adesso siamo solo noi due, io ti amo, io ti adoro, io ti esalto. Tornare alla vera adorazione. Amen. Volete tornare alla vera adorazione? Amen. Sentire la voce dello Spirito Santo. Amen. È così che funziona. E oggi il Signore ci invita a cantare e adorare in questo modo, con un cuore semplice, un cuore aperto, tornando alla presenza del Signore. Amen. Alleluia.
Cantiamo, Chiesa. Quando vengo a te, solo e semplice, siamo solo noi. Parla col Signore. Spero proprio che ciò che ho per te ti raggiunga il cuore. Il canto che offro a te dice tutto di me. Spero che lo amerai. Tu chiedi sincerità. Tu chiedi sincerità, cerchi in profondità, Tu guardi dentro al mio cuore. Torno alla vera adorazione e ritorno a te, soltanto a te, Gesù. Mi pento per quello che ti ho fatto e quando riguarda te, alleluia, soltanto a te, Gesù. alleluia, Signore, gloria al tuo nome, Gesù. Chi può esprimere il valore tuo? Cantiamo insieme. Chi può esprimere il valore tuo, mio eterno Re? Ed io sono qui, E non sono qui, io il Signore, solo e semplice, appartengo a te. Il canto che offro a te dice tutto di me. Spero che lo amerai. Tu chiedi, Signore, tu chiedi sincerità, cerchi profondità, tu guardi dentro il mio cuore. Torno alla vera adorazione e ritorno a te, soltanto a te, Gesù. Mi pento per quello che ti ho fatto quando riguarda te, soltanto a te. Torno alla vera adorazione e ritorno a te, soltanto a te, Gesù. Mi pento per quello che ti ho fatto, di quanto riguardo a te, alleluia, soltanto a te, Gesù. La 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 la, la la la, soltanto a te, Gesù. La 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 la, la la la, soltanto a te, Gesù. Alleluia. Io credo che possiamo pregare in questo momento prezioso, pregando al Signore dicendo che vogliamo tornare a questa vera adorazione. Amen. Vogliamo tornare al Signore, sentire di nuovo quella presenza, quello potere che abbiamo sentito, vissuto, quell'esperienza che abbiamo vissuto quando abbiamo dato il nostro cuore al Signore, quello primo amore, sai?
che tante volte sentiamo dire, è importante tornare alla vera presenza di Dio. Tanta cosa da fare, tanto impegno, lavoro, tanta cosa, ma l'unica cosa che ci importa è la presenza dello Spirito Santo, la presenza del Signore. Amen. Possiamo pregare insieme? Siamo una famiglia, 2 o 3 persone, quello momento di pregare come comunità di Cristo. Io penso che adesso non è un momento di chiedere per guarigione, chiedere per un problema familiare, personale. Adesso è un momento di chiedere insieme: Signore, vogliamo tornare alla tua vera presenza, vogliamo sentire di nuovo il fuoco dello Spirito. Amen. Preghiamo insieme, 2 o 3 persone, prega con questa persona a tuo fianco, così possiamo parlare con il Signore. Lo Spirito Santo è in mezzo a noi e vogliamo dare la nostra vita, il nostro cuore, dare tutto a Lui. Alleluia, alleluia, gloria al Signore. Grazie Signore. Che gioia, che onore, che privilegio, Dio, poter pregare, poter iniziare la nostra giornata davanti a Te. Grazie Signore. Oh Dio, che il Tuo Spirito possa cambiare la nostra vita, possa riempire il nostro cuore. La Tua presenza, Signore, possa guidare la nostra vita. Alleluia, alleluia. Gloria al Tuo nome, Signore. Alleluia, Signore. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Spirito Santo. Alleluia, alleluia, Signore. Alleluia, Gesù. Vogliamo sentire la Tua voce, Signore. Vogliamo sperimentare, Signore, della Tua presenza. Alleluia, Signore. Alleluia. Signore. Alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio. Alleluia. 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 Io navigherò nell'oceano dello Spirito e li adorerò. Il Dio del mio amore. Io navigherò, io navigherò, alleluia, nell'oceano dello Spirito e li adorerò. Spirito Santo è in mezzo a noi. Alleluia, il Dio del mio amore. Spirito, Spirito, oh Spirito, discendi, discendi come un fuoco e come a Pentecoste, e come a Pentecoste. Come
Alleluia. Gloria al Signore. Grazie Signore per la tua presenza, per il tuo Spirito Santo. Alleluia Signore. Una cosa sappiamo, Dio, la tua presenza è tutto per noi. La tua presenza è il cielo per noi, Signore. Vogliamo sentire la tua voce. Alleluia. Questo canto è un canto nuovo che faremo adesso e è un canto molto bello. Ogni volta che io adoro cantando, dicendo la tua presenza è il cielo per me, il mio cuore si riempie della presenza dello Spirito. Se c'è una cosa importante che vogliamo ogni giorno cercare è la presenza del Signore. Quando io ce l'ho dentro di me la presenza dello Spirito, tutto andrà bene. Amen. Dobbiamo cercare la presenza del Signore ogni giorno della nostra vita. Amen. Alleluia. Se per caso conoscete, potete cantare già insieme. Se non conoscete, è facile. È un canto bello. Gesù sta tornando e Gesù viene a prendere la sua chiesa, incontrare la sua chiesa, trovare la sua chiesa. Io sono sicuro che l'unica cosa che il nostro Dio vuole vedere è la sua chiesa adorando, la sua chiesa sperimentando della sua presenza. Amen. Amen, chiesa. Alleluia. Gloria al Signore. Sulla terra chi è come te, infinito, degno, amabile. Niente al mondo mi soddisferà, la tua sorgente non si esaurirà. La tua presenza è il cielo per me. Cantiamo la tua presenza. La tua presenza è il cielo per me. Tesoro del mio cuore, tesoro del mio cuore, anima clemente nella mia fragilità. Redentore, Redentore dei miei passi fino a qui, custode del futuro che verrà. La tua presenza è il cielo per me. La tua presenza è il cielo per me. L'ultimo rintocco, cantiamo. L'ultimo ritocco aspetterò. Alleluia. In quel momento ti contemplerò. Alleluia. Niente al mondo mi soddisferà, la tua sorgente non si esaurirà. Sei la sorgente che non si esaurirà. Sei la sorgente non si esaurirà. La tua presenza è il cielo per me. Alza la tua voce, alza la tua mano, di al Signore la tua presenza. La tua presenza è il cielo
presenza è il cielo per me. Oh Gesù, la tua presenza, la tua presenza, oh Gesù. Oh Gesù, oh Gesù, la tua presenza è il cielo. Oh Gesù, oh Gesù, oh Gesù, alleluia, la tua presenza è il cielo per me. L'ultimo rintocco aspetterò, in quel momento ti contemplerò. Niente al mondo mi soddisferà. Alleluia. La tua sorgente non si esaurirà. Sei la sorgente. Sei la sorgente, non si esaurirà. La tua presenza è il cielo per me. Cantiamo Chiesa, la tua presenza è il cielo per me. La tua presenza è tutto per me. La tua presenza è tutto per me. La tua presenza è tutto per me. Grazie Signore per la tua presenza, grazie Signore per il tuo grande amore, grazie Signore perché sentire la tua voce è una cosa che viene a guarire la nostra vita, il nostro cuore. E adesso chiediamo Signore di continuare a parlare con ciascuno di noi in questa mattina, Signore. Adesso apriamo il nostro cuore per ascoltare quello che il Signore ha preparato, che il tuo spirito possa guidare e lavorare dentro di noi, Signore. Ti ringraziamo nel tuo nome. Amen. Amen. Facciamo un applauso a Gesù. Gloria al Signore. Tu puoi dire un alleluia, un gloria a Dio. Amen. Potete accomodarvi. Amen. Ah sì. Ok carissimi, stiamo già meditando da 3 settimane sul tema degli Atti degli Apostoli, no? E abbiamo già visto nelle prime 2 settimane come gli Apostoli pregavano e come gli Apostoli testimoniavano. Oggi parleremo di come gli Apostoli si rapportavano con lo Spirito Santo. Non so se avete notato, ma gran parte dei temi delle canzoni e delle nostre lodi erano proprio sullo Spirito Santo. Ed è interessante che il titolo del libro Atti degli Apostoli nel greco è scritto Praxis Apostolon, ossia la prassi degli Apostoli, come era normale che fosse nella mente degli Apostoli. E quando io leggo gli Atti degli Apostoli dico, Signore, dobbiamo fare un bel po' di strada perché questo diventi una normalità, ossia essere pieni di potenza, pieni di Spirito Santo, in modo che la Chiesa sia una Chiesa impattante nella società moderna. Okay? Ma prima di leggere qualsiasi cosa, io vorrei pregare insieme a voi affinché il Signore ci possa preparare per la semina. Okay? Chiudi i tuoi occhi e parla col Signore.
Signore nostro Dio, adesso ci addentreremo, Signore, nei misteri e nelle meraviglie, Signore, della Tua parola. La prassi degli apostoli, come era normale che fosse. Signore, che la Tua Chiesa possa veramente intendere questo messaggio, Signore, com'era la Chiesa primitiva, il primo amore, la gioia, Signore, di essere insieme a Te, di vivere quella fede spericolata, Signore, che portava tanti frutti. Signore, ti chiedo questa mattina che Tu possa veramente fare la differenza nei nostri cuori. Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ok, quando è partita la storia della Chiesa era, come abbiamo detto anche qua nell'ultimo canto, a Pentecoste, ossia quando si è realizzata veramente la promessa nell'Antico Testamento che sarebbe stato dato lo Spirito. E dice così la parola di Dio. Quando il giorno di Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo, improvvisamente si fece dal cielo un suono come un vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove erano seduti. Apparvero loro come delle lingue di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuna di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro da esprimersi. E noi li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Questo è quanto fu annunciato per mezzo del profeta Gioele: avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno e i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Cosa stava succedendo in quel momento nella nascita della Chiesa? Si realizzava una promessa che Dio aveva fatto a un profeta secoli e secoli prima, ossia il profeta Gioele, che è stato il primo profeta che ha parlato in Israele quando il regno ha cominciato a separarsi tra regno del nord e regno del sud. E la cosa interessante è che Pietro, spiegando questo fenomeno alle persone che stavano ascoltando alla Chiesa parlare delle grandi cose di Dio, dice: questa è la promessa che si sta realizzando, che è stata promessa ai profeti, che è stata promessa a tutti noi, e adesso nei vostri occhi, nelle vostre orecchie sta arrivando il momento in cui questa promessa si è realizzata, ossia le persone hanno cominciato a parlare in altre lingue, le persone ascoltavano, le persone capivano, le persone venivano evangelizzate, le persone si convertivano al Signore. Ma la cosa interessante è che questo uomo di Dio, Pietro, che è stato quello che ha rinnegato Gesù 3 volte, stava dicendo: questi sono gli ultimi tempi. E fermiamoci qua un attimo, fratelli, perché questa è un'affermazione fondamentale per capire il primo punto di cui parleremo oggi, ossia se al tempo di Pentecoste, quando la Chiesa è nata, Pietro dichiara: questi sono gli ultimi tempi, figuriamoci oggi, 2000 anni dopo che viene predicata la parola di Dio, quanto siamo vicini al ritorno di Cristo. Ossia, cari fratelli, quando è che noi dobbiamo capire di essere ripieni di Spirito Santo, e soprattutto perché dobbiamo essere ripieni di Spirito Santo? Perché nel momento in cui noi siamo pieni di Spirito Santo, proclamiamo la verità che il Signore ci ha dato fino all'estremità della terra, e il Signore affretta la sua venuta. C'è una cosa importante che noi dobbiamo capire, cari miei, che Dio è il primo ambientalista di questa terra. Ossia, quando Dio dice che crea l'uomo a sua immagine e somiglianza e lo mette nel giardino dell'Eden per custodire e lavorare il giardino, Lui ci sta dicendo che Lui ha cura e ama questa creazione che Lui stesso ha creato. È vero o no che è così? Ma è interessante che oggi, sempre di più nel mondo, la gente senza Dio ci sta propinando un ambientalismo dittatoriale. Fra poco voi sapete che ci imporranno come dobbiamo costruire le nostre case, quali saranno le nostre future macchine. Ci stiamo avvicinando a una dittatura globale
E questo non è altro che la preparazione del regno dell'anticristo che verrà fra poco. È quello che il mondo chiama il grande reset, ossia il mondo sta dicendo fra poco tu non avrai più niente e sarai felicissimo. Io dico, che inganno. Ci stanno proponendo a noi italiani di mangiare farina di insetti. Io dico, mangiatela tu. Io mi mangio la mozzarella di bufala. Ma gente, ma questo non è altro che la preparazione di una dittatura globale, perché il ritorno di Cristo è vicino. Il ritorno di Cristo è lì alle porte. Ci sono cose che stanno succedendo nel mondo che mai sono successe nella storia dell'umanità. E Cristo vuole che tutte le persone che ancora non conoscono Cristo conoscano attraverso persone che sono ripiene di Spirito Santo, che parlano di Cristo, che parlano delle grandi cose di Dio e che portino il messaggio fino alle estremità della terra. Guarda che cosa dice la parola di Dio. Andiamo nella prossima slide, per favore. Dice, e questo messaggio e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Pastore, perché devo essere ripieno di Spirito Santo? Perché ci sono persone che rimarranno qua sulla terra, che non hanno ancora sentito la proclamazione del Vangelo e noi abbiamo l'obbligo di parlare di Cristo a chi non lo conosce. E guarda una cosa interessante, questa, carissimi, la creazione è perduta. Tu sai che Cristo ha detto questa creazione ormai è andata in rovina e la parola di Dio dice in Romani che la terra trema ed è in travaglio a causa del peccato che è stato sottoposto. Noi non abbiamo speranza in questa creazione ed ecco perché noi dobbiamo sperare nell'altra creazione. Guarda cosa dice Seconda Pietro capitolo 3 da 10 a 13. Il giorno del Signore verrà come un ladro e in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate, poiché dunque queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta, per pietà, mentre attendete e, cosa dice lì? Affrettate la venuta del giorno di Dio. Ossia, stai capendo che Dio ha fretta di tornare, sì o no? E la parola di Dio dice, dai, riempiti di spirito, perché io voglio tornare a restaurare tutto. Chiesa di Dio, dobbiamo donare il nostro cuore al Signore e dirgli quello che tu vuoi sia fatto, perché io voglio tornare. Cristo vuole tornare e Lui ha fretta di ricostruire tutto. Sai, a volte quando predico questo tema del ritorno di Cristo, io penso, Signore, ma sarà che i tuoi figli vogliono tornare a casa veramente? Perché quando noi diciamo Maranata, sai che cosa vuol dire questa parola, no? Nella lingua originale? Signore, torna per favore. Ma fermati un attimo a ragionare su questo tema. Perché noi vogliamo che Cristo torni? Ah, Signore, io voglio che tu torni perché così i miei problemi finiscono. È il motivo giusto per chiedere il ritorno di Cristo. Pensaci un attimo. È un motivo molto egoistico. Cristo torna perché così metti fine al regno di Satana e le persone saranno salvate attraverso il sangue di Cristo. Questo è il motivo giusto per dire Maranata, Signore. Ma questo Dio che ci ama così tanto vuole usarci per la sua gloria. E l'unico modo in cui noi possiamo servire il nostro Signore è essere ripieni di Spirito Santo. Cari fratelli, affrettiamo il ritorno di Cristo, ma dobbiamo essere pieni di Spirito perché altrimenti il Signore non può usarci come Lui vuole. Amen, Chiesa? Ok. Ritorno di Cristo. Cristo è il futuro, lo Spirito Santo e gli ultimi tempi. Dobbiamo essere ripieni di Spirito perché il mondo ha bisogno di vedere persone totalmente trasformate dal Vangelo di Cristo. Ma per fare questo noi dobbiamo passare al secondo punto. Lo Spirito Santo è la verità del cuore umano, ossia con lo Spirito Santo dobbiamo essere totalmente aperti in quello che abbiamo nel cuore. Al capitolo 5 di Atti degli Apostoli
c'è un episodio registrato che mi ha fatto pensare tanto. E dice così: un uomo di nome Anania con Safira, sua moglie, vendette una proprietà e tenne per sé una parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie, e un'altra parte la consegnò deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del podere? Se questo non si vendeva, non restava suo, e una volta venduto il ricavato non era a tua disposizione, perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Anania, udendo queste parole, cadde e spirò, e un gran timore prese tutti quelli che lo udirono. I giovani, alzatisi, gli avvolsero il corpo e portatolo fuori lo seppellirono. La verità del cuore umano. Allora mi chiedo una cosa: se il Signore oggi nella Chiesa moderna, non sto parlando di Chiesa di Treviso, ok? Sto parlando in generale, nella Chiesa globale che deve testimoniare il nome di Cristo, ogni volta che uno facesse un'opera ipocrita alla presenza di Dio come queste due persone hanno fatto, morisse. Io dico, gente, cosa succederebbe? Dio era talmente innamorato. Tu sei mai stato innamorato? Sì? Sei mai stato innamorato? Alza la tua mano se sei stato innamorato, se sei ancora innamorato, non lo so, o se sarai innamorato. Perché noi facciamo anche la proiezione futura, no? Di quello che io quando troverò, sai, la mia innamorata, il mio innamorato. E già ci facciamo una... Ma qualcuno provi a toccare la mia innamorata, il mio innamorato, il Signore è peggio di una fidanzata siciliana che dice: cosa mia tu sei? Perché i siciliani dicono così, no? Proprietà privata. Tu sai che quando tu vai in Sicilia, c'è una caratteristica fantastica ai siciliani: quando tu vai in Sicilia oppure conosci un siciliano, la cosa interessante è che loro non ti fanno ospitalità, ti fanno un sequestro di persona. Sia ti prendono e sei proprietà loro, ok? Ed è così che funziona Dio. Il nostro Dio, la parola di Dio dice che è un Dio geloso. Esodo capitolo 20 dice: attenti a quello che fate, perché io sono un Dio geloso. E Dio era geloso della sua Chiesa. Quel primo atto di ipocrisia nella Chiesa a Dio non è piaciuto per niente, e quelle due persone sono morte e sono rimaste secche davanti a tutti. E sai chi è che ha portato fuori i cadaveri? I giovani. Interessante questa cosa, come per dire: voi giovani imparate da questa ipocrisia a non ripetere le stesse cose. Voi siete la speranza del futuro e anche dell'oggi, ma imparate a non essere ipocriti. Ma la cosa interessante che questo brano ci dice a tutti noi oggi, nell'epoca moderna, è: prima che io possa essere riempito dello Spirito Santo di Dio, io devo svuotare tutto quello che ho nel cuore e permettere a Dio che riempia la mia anima di tutto quello che Lui è. Perché se io non dico la verità a Dio, Lui non può usarmi per la sua gloria. C'è un salmo molto interessante nell'Antico Testamento, salmo di Davide, che si chiama, è un salmo imprecatorio. Sai che cos'è un salmo imprecatorio? Ossia, lui comincia a svuotare il sacco davanti a Dio. Tu sai che Davide aveva un sacco di nemici, ok? E a un certo punto era talmente pieno di questa cosa che ha detto: Signore, brucia questo uomo qua, che la sua progenie venga presa e schiacciata contro una roccia, che tu continui a ricordarti i suoi peccati, non perdonare i suoi peccati. E a un certo punto, mentre leggevo questo salmo, dicevo: Signore, cosa ci fa questo salmo nella parola di Dio? E dopo il Signore mi ha fatto capire: lui si stava svuotando di tutto quello che lui era, perché il Signore potesse riempirlo del suo spirito. Fratelli, dobbiamo essere stanchi di tutte le nostre ipocrisie.
Smetterla di fare la faccia dei religiosi e portare davanti a Dio tutte le nostre debolezze. Sai quante volte il pastore Alessandro è andato davanti a Dio? Signore, mi sento così, così, così. Vorrei fare questo, questo, questo a quella persona. Vorrei dire questo, 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 questo a quell'altra persona. Ma Signore, svuotami di tutto perché io voglio essere riempito di te. Dio non può riempirti se tu non sei sincero con Lui fino in fondo. Ti do una brutta notizia. Sei un peccatore senza speranza. Ok? E finché tu non capisci questo, finché tu hai nella testa che sei una brava persona, Dio non può rinnovarti, Dio non può rigenerarti, Dio non può riempirti. Con una persona qualche settimana fa si è fermata nel mio ufficio e gli ho detto: ascoltami, se tu vuoi risolvere i tuoi problemi adesso, ti metti qua nel mio ufficio e tu fai una bella litigata con Dio. E tu gli dici tutto quello che tu hai dentro in modo che Lui possa guarirti, in modo che Lui possa riempire ogni parte della tua vita. Ah, ma pastore, ma io non sento più l'azione di Dio. È proprio per questo che tu devi fare un'opera psicologica col Signore e confessare tutto quello che tu hai dentro. Posso dirti una cosa? Il Signore è il migliore psicologo di questo universo. Lui non si scandalizza di niente. Niente. Ma tu devi tirarlo fuori. Guarda che cosa dice questo Salmo. Salmo 119, 26. Passiamo la slide, per favore. Leggiamo solo quello lì. Dice così: ti ho confidato le mie vie. Ma Signore, ma tu sai tutto. Ma il salmista dice: ti ho confidato le mie vie e tu mi hai risposto. Quando io confido quello che ho dentro nel mio cuore al Signore, Lui risponde, perché adesso finalmente il mio figlio è stato sincero fino in fondo con me, adesso io posso usarlo per la mia gloria. Sai chi sono gli uomini che hanno più cambiato la storia in questa terra nel corso di tutte le epoche? Quelle persone che erano umili. E tu dici: ma come mai quelle persone che non erano accreditate, come mai che quelle persone semplici, come mai quelle persone improbabili hanno cambiato la storia? Perché erano persone sincere con Dio, erano persone che si facevano riempire dallo Spirito Santo di Dio ed erano persone che svuotavano il loro cuore davanti a Dio. Oggi, fratello, ti lancio una sfida. Vai a casa, nella tua camera, prendi un foglio e svuota, vomita tutto quello che tu hai dentro. Religiosità, peccati nascosti, sentimenti negativi, tutto quello che tu hai dentro, dire: Signore, ce l'ho perfino con te. Ok? Perché tu non ce l'hai mai avuta con Dio, no? Tu non te la sei mai presa con Dio. Signore, perché mi hai fatto questo, vero? Signore, ce l'ho con te. E Dio ti dice: calma, figlio, svuota tutto che così io ti riempio. Facciamo questo oggi pomeriggio. Prendi un foglio, scrivi tutto quello che tu hai dentro nel cuore, svuota tutto, poi strappa questo foglio, buttalo via, in modo che nessuno, fallo a brandelli, in modo che nessuno lo legga, ma è una cosa tra te e Dio, perché tu devi confidare le tue vie al Signore, in modo che Lui ti parli di nuovo. Pastore, è tanto tempo che non sento la voce di Dio. Svuota le spazzature. Un giorno vado al lavoro, diversi anni fa, alle 5 di mattina, facevo i turni ancora, e di solito facciamo un'indagine qua. Chi è che svuota le spazzature a casa, uomini o donne? Generalmente gli uomini. Ok? Generalmente gli uomini, però gli uomini, tu sai come ragionano gli uomini, no? Gli uomini sono settoriali, ossia fanno una cosa per volta. Okay? Le donne fanno 8 cose in una volta e noi dobbiamo abbassarci e accettare questa sfida, perché insomma. Un giorno prendo questo sacchetto delle spazzature, ok, intanto che vado al lavoro mi fermo al bidone delle spazzature e vuoto. Mentre andavo al lavoro, avevo alcuni chilometri da fare, arrivo al lavoro, penso a tutte le cose che dovevo affrontare, questo, quell'altro, vado al lavoro, passano 8 ore, torno in macchina
apro la macchina, per poco non svengo. La macchina era in agosto, ok? Prova a immaginare la fermentazione naturale di questo sacchetto di spazzature nella macchina. Io ho detto, Signore, misericordia. Mi sono dimenticato le spazzature. Quante volte noi facciamo questo nel mondo spirituale e non vuotiamo il sacchetto e pretendiamo di profumare di cristianesimo? Fratelli, buttiamo via quello che non fa parte della santità. Permettiamo allo Spirito che ci riempia, perché è così che Dio ci vuole. Perché verità per Dio è la cosa più importante, perché Lui è un Dio di verità. E guarda la promessa che dice Efesini 5, 13, 14, ma tutte le cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto, risvegliati tu che dormi e risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. Che promessa, gente! Che promessa! Ma tu hai voglia di aprire la Bibbia e vedere quelle parole che escono dalla parola di Dio e che ti riempiono e dici, che parola, Signore! Quella volta che tu leggi milioni di volte lo stesso versetto e quella volta che tu hai svuotato il tuo cuore, il Signore dice, ecco qua quello che io ho per te. Ti inondo di luce. Un solo versetto può cambiare la tua vita. Sai perché? Perché è la parola di Dio e la parola di Dio è efficace e non torna mai a vuoto. Cari miei, se vogliamo essere ripieni di spirito, dobbiamo svuotare il sacco davanti a Dio. Lo Spirito Santo, adesso sì che questo punto 3 è collegato con i primi due, lo Spirito Santo è il servizio. Allora al capitolo 6 di Atti degli Apostoli c'era un grosso problema. La Chiesa si stava spaccando in due a causa di un problema culturale. Gli ellenisti e gli ebrei puri, tra virgolette, stavano litigando perché il servizio veniva fatto in un modo ad alcuni e in un altro modo agli altri, ossia con scarsa qualità agli altri. E allora gli apostoli hanno detto questa cosa: fratelli, cercate di trovare fra di voi 7 uomini, diaconi, che erano i diaconi, dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di, cosa dice lì? Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Scusate, la Chiesa si stava spaccando. E chi sono stati questi uomini che hanno ridato equilibrio alla Chiesa? Degli uomini che si chiamavano diaconi, la cui parola vuol dire servi, che erano ripieni di Spirito Santo, ossia hanno rimesso insieme, hanno fatto da colla alla Chiesa primitiva e attraverso un servizio semplice che era quello di servire le mense, loro hanno ridato vita, hanno ridato stabilità, hanno ridato armonia alla Chiesa nascente. Perché dobbiamo essere ripieni di Spirito Santo? Perché persone ripiene di Spirito Santo danno stabilità alla Chiesa, danno equilibrio alla Chiesa, spengono i fuochi. Hai mai visto le fazioni nemiche all'interno della Chiesa litigare? Io che sono battista, c'è un detto che dice che quando ci sono 20 battisti ci sono 21 idee. È così perché noi siamo democratici, no? Ma la Chiesa rischiava grosso lì. Di cosa aveva bisogno la Chiesa? Di uomini ripieni di Spirito Santo che riportassero la pace e spegnessero i fuochi che si stavano accendendo da una parte e dall'altra, che servissero. E c'è un segreto importantissimo qua, fratelli. Quando io ieri ho visto i nostri diaconi lavorare là nella sala nera, pitturare la sala nera, ho detto, Signore, che cuore di servi che hanno questi fratelli. Cos'è? Ok. Che cuore di servi che hanno questi fratelli, che amore che hanno per la loro comunità questi fratelli. Perché, fratelli, cari miei, quando c'è una mancanza di servizio, quando c'è un vuoto all'interno della comunità, sai chi è che lo riempie? Il diavolo con dei litigi, il diavolo con delle critiche, il diavolo col puntare il dito verso qualcun altro. E il Signore dice, abbiate cuore di servo ripieno di Spirito Santo.
Perché se noi siamo ripieni di Spirito Santo non c'è tempo di litigare, perché guardiamo le necessità degli altri. Questo è il vero spirito di servo. Il Signore Gesù ha detto nel sermone sul monte: beati i portatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Quando tu vedi un servo che serve e non bada ai litigi e bada invece alle necessità, tu dici: questo è un vero figlio di Dio, nato per servire e per fare del bene alla propria comunità. Tu vuoi essere un servo di Dio ripieno di Spirito Santo? Caro mio, c'è un altro segreto che ti devo dire, ok? Servire non è fare qualcosa, perché tanti fanno tanto. Servire vuol dire andare a servire altre persone, avere a che fare con le persone. Non bisogna nascondersi dietro un microfono, non bisogna nascondersi dietro uno strumento, non bisogna nascondersi dietro un computer, non bisogna nascondersi dietro una console. Significa avere a che fare con le necessità delle persone. E Cristo ce l'ha mostrato quando ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Significa stare insieme a delle persone che non certamente avevano i piedi profumati di Chanel numero 5. I suoi discepoli erano pieni di difetti, ma il Signore ha detto: io sono venuto per servire, non per essere servito. E lui ha potuto farlo solo perché era pieno di Spirito Santo. Amen, Chiesa? Possiamo avere una visione di questo tipo. Servire e essere pieni di Spirito Santo è una cosa sola. Non c'entra fare qualcosa nella Chiesa. Il Signore ci invita a ragionare su quello. E dico ancora una volta quello che Cristo ha detto nel sermone sul monte: beati i portatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Ultima cosa, e ultima cosa che è legata ai primi 3 punti che abbiamo visto, è che quando noi siamo ripieni di Spirito Santo, ovviamente ci sono resistenze nel mondo spirituale. Pastore, come faccio a sapere se sono pieno di Spirito Santo? Quando tu cominci a avere problemi e quando tu cominci a avere nemici. È questa un termometro che ti dice se tu sei veramente ripieno di Spirito Santo. Guarda cosa dice la parola di Dio al capitolo 6 e 7, parlando della vita di Stefano. Ora Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo, ma alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini, di quelli di Cilicia e di Asia, si misero a discutere con Stefano e non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Essi, udendo queste cose, fremevano di rabbia in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui, ma Stefano, ripieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, gettando grida altissime, si turarono gli orecchi e si avventarono tutti insieme sopra di lui e, cacciatolo fuori dalla città, cominciarono a lapidarlo. Il mondo spirituale non sopportava e non sopporta tutt'oggi persone ripiene di Spirito Santo. E ripeto, quando io sono ripieno di Spirito Santo, 2 cose succedono: ci sono opposizioni spirituali e ci sono nemici che cominciano a puntare il dito contro di te perché tu stai andando nella direzione giusta, ossia di liberare anime per la gloria di Dio. È questo che succede. Pastore, io non ho mai avuto nemici. Comincia a considerare la tua posizione spirituale davanti a Dio, ok? Perché se noi diamo fastidio, chi è che sa chi è Denzel Washington? Conosci, no, questo attore, no? Ha fatto un sacco di film e lui è figlio di un pastore e ha detto così: se il diavolo ti lascia stare è perché tu non dai fastidio, ok? Questa è una regola spirituale che non può venire a mancare. Pastore, ma perché questo? È perché è ovvio, perché tu vai nel terreno del nemico e liberi anime per la gloria di Dio e ovviamente lui non lascerà le anime così facilmente. Ma ti posso dire una cosa, che tanti credenti purtroppo pensano che quando noi cominciamo a operare per la gloria di Dio ci sia un tappeto rosso disteso e persone a fianco, a destra, a sinistra che ti facciano l'applauso. È esattamente il contrario.
perché Cristo ci ha mostrato che più era in comunione con Dio, più lui era flagellato, più lui era ostacolato e alla fine lo hanno crocifisso, gli hanno messo una corona di spine. Questa è la testimonianza di Cristo. Ma allora io devo capire ancora il perché ci sono queste opposizioni. Allora sta attento. Chi più del popolo ebraico prima di uscire dall'Egitto ha avuto opposizioni nel mondo spirituale? Io voglio leggervi in sequenza questi pochi versetti che ho letto questa settimana e dopo il Signore mi ha parlato, mi ha detto: hai capito perché noi dobbiamo avere opposizioni quando siamo pieni di spirito? Ascolta bene quello che adesso leggeremo, ok? Dice così: il faraone, e Dio lo sapeva, non vi darà ascolto e io metterò la mia mano sull'Egitto, farò uscire dal paese d'Egitto le mie schiere, il mio popolo, i figli di Israele mediante grandi atti di giudizio. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Poi dice, Mosè gli disse: quando uscirò dalla città tenderò le mani verso il Signore, i tuoni cesseranno e non ci sarà più grandine, affinché tu sappia che la terra è del Signore. Terzo versetto, allora il Signore disse a Mosè: va dal faraone, perché io ho reso ostinato, guarda che roba che dice la parola di Dio, perché io ho reso ostinato, io ho messo un ostacolo, io ho messo un impedimento, io ho messo una barriera nel cuore del faraone e il cuore dei suoi servitori, per fare in mezzo a loro segni che vedrai e perché tu possa raccontare ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli quello che ho operato in Egitto e i segni che ho fatto in mezzo a loro. Quarto versetto, il Signore disse a Mosè: il faraone non vi darà ascolto affinché i miei prodigi si moltiplicano nei paesi d'Egitto. Sai perché il Signore permette opposizione, permette nemici? Per moltiplicare i suoi prodigi, perché tu possa raccontare ai tuoi figli come Dio ti ha liberato da quella situazione che tanto ti dava fastidio, che tanto ti impediva di camminare. E il Signore dice: tu un giorno racconterai quello che io ho fatto, perché Dio è sempre e costantemente in cerca della sua gloria. E perché tu conosca che io sono il Signore, che io posso tutto. E attraverso di me tu puoi camminare sulle acque mentre c'è la tempesta. È così che io voglio. Sai perché tu stai affrontando dei problemi? Sai perché tu stai affrontando ostacoli? Perché il Signore vuole essere glorificato nella tua vita e perché tu possa raccontare quello che Lui ha fatto attraverso di te. Tu vuoi lasciare un segno nelle future generazioni, sì o no? O vogliamo raccontare di un Dio che non si è occupato delle nostre problematiche? Caro fratello, il miracolo, sai perché avviene il miracolo? Il miracolo avviene perché non ci sono le condizioni umane per risolvere quella situazione. Quando tu dici: Signore, adesso non c'è più niente da fare, sai che cosa Dio dice? Adesso entro in campo io. Adesso ti faccio vedere chi io sono, così tu racconterai le grandi cose che ho fatto attraverso di te. Hai capito cosa significa prassi dello Spirito Santo? È normale che sia così. Dobbiamo essere ripieni di Spirito Santo perché il Signore sta tornando. Dobbiamo essere ripieni di Spirito Santo solo se, e saremo solo riempiti di Spirito Santo solo se noi ci svuoteremo di noi stessi. Dobbiamo essere ripieni di Spirito Santo per essere veri servi di Dio, uomini portatori di pace. E ultima cosa che abbiamo visto qua: quando noi saremo ripieni di Spirito Santo affronteremo ostacoli, affronteremo difficoltà, sì, ma per raccontare alle future generazioni che questo Dio vive. Amen, Chiesa. Possiamo pregare insieme per la gloria del Signore? Hai rimesso in una prospettiva diversa le tue difficoltà questa mattina? Il Signore è così che fa. Lui prende tutto il nostro sacchetto di spazzature, lo butta via e ci dice: adesso tu puoi essere profumato di Cristo. Invito il gruppo di lode, per favore, già qua. E adesso noi pregheremo e chiederemo al Signore, come abbiamo chiesto nella canzone, no? Spirito Santo, vieni e riempici come a Pentecoste. Tu sei pronto per un risveglio spirituale?
Chiesa di Dio, misericordia. Tu sei pronto per un risveglio spirituale, sì o no? Dio vuoi che usi la tua vita in modo soprannaturale, sì o no? Fratelli, non siamo stanchi di un cristianesimo mediocre, vuoto, freddo. Io sì. Ma lo Spirito di Dio che ci è stato donato è proprio il motivo, deve essere il motivo del nostro calore, del nostro fuoco interiore, quello che brucia le imperfezioni e che permette a Dio di fare quello che Lui ha in mente di fare con ciascuno di noi. Ok? Preghiamo. Chiudi i tuoi occhi e parla con Dio. Forse tu stai dicendo, pastore, qualcuno ha parlato a te dei miei problemi. Questo succede, sai perché? Perché lo Spirito Santo sa ancora prima che tu entri in questa sala cosa tu stai passando nella tua vita. Lui sa ogni passo che tu fai, ogni parola che tu dirai, ogni sentimento che tu proverai. Lui sa ancora prima che tu lo provi, ancora prima che tu parli. Lui conosce a fondo tutte le tue vie. Signore nostro Dio, in questo momento noi ti chiediamo nel nome di Cristo Gesù che tu possa riempire quegli spazi vuoti, Signore, là nel nostro cuore, nel profondo della nostra anima, dove c'è la mancanza della presenza dello Spirito. È una responsabilità nostra, Signore, lasciare che tu ti occupi di quello spazio. A volte noi vogliamo il miracolo nella nostra vita, ma come abbiamo cantato, il miracolo più grande è il nostro cielo, è la tua presenza. La tua presenza, Signore. Non vogliamo altro che questo. E voglio ricordare, Signore, quel testo che dice, Salmo 37,4, metti la tua gioia nel Signore, la tua gioia nel Signore, e Lui appagherà i desideri del tuo cuore. Vogliamo, Signore, che questa mattina tu ci inondi di luce. Vogliamo svuotarci, Signore, di tutto quello che noi siamo, affinché tu possa riempirci. Signore, rimettiamo nelle tue mani le nostre decisioni. Vogliamo allargare il nostro cuore per te. E adesso, Signore, vogliamo lasciare che il tuo Spirito possa santificarci nei pensieri, nelle azioni, nei sentimenti, e che possiamo tornare a casa, Signore, con una nuova storia, una nuova prospettiva, una nuova visione di vita. Ti chiediamo tutto questo, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Amen. Hai capito la parola di Dio questa mattina? Sì? Gloria, alleluia. Ok? Invito i nostri diaconi, per favore. Adesso ci sarà il momento della cena del Signore. Ok? E tu che hai deciso di condividere questo momento con i tuoi fratelli, ti invito ad alzarti in piedi e di servirti o a una tavola o l'altra, non importa. Prendi il tuo bicchiere, prendi il tuo pane, ritorna al tuo posto e dopo faremo la cena del Signore insieme, ok? Sulla terra chi è come te, infinito, degno, amabile. Niente al mondo mi soddisferà, la tua sorgente non si esaurirà. La tua presenza è il cielo per me.
la tua presenza è il cielo per me. Tesoro del mio cuore e anima, clemente nella mia fragilità, redentore dei miei passi fino a qui, custode del futuro che verrà. La tua presenza è il cielo per me. La tua presenza è il cielo per me. L'ultimo rintuoco aspetterò, in quel momento ti contemplerò. Niente al mondo mi soddisferà, la tua sorgente non si esaurirà. Sei la sorgente non si esaurirà. La tua presenza è il cielo per me. La tua presenza è il cielo per me. Cantiamo. Oh Gesù, la tua presenza è il cielo per me. Oh Gesù, la tua presenza, oh Gesù, oh Gesù, la tua presenza è il cielo, Gesù, oh Gesù, la tua presenza è il cielo per me. L'ultimo rintuoco aspetterò. Cantiamo Chiesa, in quel momento ti contemplerò. Niente al mondo mi soddisferà. La tua sorgente non si esaurirà. Sei la sorgente non si esaurirà. La tua presenza è il cielo per me. La tua presenza è il cielo per me. La tua presenza è tutto. La tua presenza è tutto per me. La tua presenza è tutto per me.
Ok, abbiamo portato anche di là nella scuola domenicale? Ok, ottimo. Carissimi, perché noi siamo qua oggi? Noi siamo qua perché il Signore ha dato se stesso per noi. Non potremo stare alla presenza di Dio se non attraverso il suo corpo e il suo sangue. Hai mai osservato la croce? È un simbolo molto interessante la croce, no? Perché oltre che essere un fatto, la croce è anche un simbolo. La croce è fatta di due linee continue, una verticale e una orizzontale. Okay? La più importante ovviamente è quella verticale, perché quella verticale rappresenta una linea continua di comunicazione tra noi e il cielo. E la linea orizzontale è una linea continua di comunicazione tra i propri fratelli, tra la famiglia di Dio, tra un essere umano e un altro. Allora, perché tu sei qua? Per vivere la tua comunione con Dio e vivere la tua comunione con i tuoi fratelli. E questo è grazie al sacrificio di Cristo. Amen? Allora, adesso noi prenderemo questi due simboli insieme. Prima prenderemo il pane. Lo so che mi devo allontanare, fra poco Riccardo mi riprende. Ok. Io conosco le mie pecore. Ok? Ricordando che questo rappresenta il corpo di Cristo spezzato sulla croce per ciascuno di noi. Prendiamo insieme. Ok? Nostro Dio, nostro Padre, grazie per questi simboli, Signore, che rappresentano il sacrificio di Gesù, colui che ha preso il nostro peccato, tutto quello che ci accusava davanti a te, e l'ha gettato in fondo al mare. Ha sofferto l'ira del Padre perché noi potessimo essere in pace con Lui. Grazie, Signore, perché attraverso il sacrificio hai cambiato la nostra natura e oggi noi possiamo essere partecipi di tutto quello che tu sei e di tutto quello che tu fai. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ok, fratelli, io sono un biblista abbastanza radicale, ok? E la Bibbia non parla di calici, ma parla di calice, un calice, ok? Oggi per questioni di igiene ognuno ha il suo calicino, no? Così nessuno prende il raffreddore, va bene. Però possiamo fare una cosa, è giusto che sia così. Facciamolo diventare un calice unico, ossia adesso tu lascerai il tuo posto e andrai a condividere il calice col tuo fratello, gli darai una parola di benedizione, un abbraccio, puoi pregare insieme a lui. Pastore, io non me la sento perché ho qualcosa contro un fratello, vai, chiedi perdono e libera il perdono, perché questo è un momento di comunione profonda con Dio e con i tuoi fratelli. Ok? Quindi lascia il tuo posto e vai a benedire la persona vicino a te, ok? Con la tua presenza e con la tua parola, ok? Vai, non rimanere lì, perché lì ci stanno solo i morti. Chi è fermo e non si muove o è morto o è angelo. Dio vi benedica, sorelle. Aspetta che spengo sto coso qua, per carità. Ok, prendiamo insieme il calice e ringraziamo Dio. Nostro Dio, nostro Padre, grazie, perché Signore, il sangue di Cristo è la cosa più preziosa di questo universo. Non è un oro, non è un diamante, ma il sangue di Cristo ci ha resi
conformi alla volontà di Dio. E Signore, oggi abbiamo un privilegio di entrare liberamente nel luogo santissimo, là dove c'è l'alleanza, là dove c'è quel patto eterno che tu hai fatto con ciascuno di noi. Io ti benedico, Signore, per questo e ti lodo, perché, Signore, una relazione con te è quello che l'uomo è chiamato a essere, avere una relazione personale con te. Grazie perché noi ce l'abbiamo e vogliamo che tanti partecipino della stessa benedizione. Aiuta la tua Chiesa a essere testimonianza vivente di un Dio che vive. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi al momento. Cominciate. Amen. Mentre cantiamo e lodiamo al Signore, questo è un momento di consegnare le nostre offerte, decime, è anche un momento di dare tutto al Signore. È una prova anche che abbiamo la presenza dello Spirito e abbiamo capito che facciamo parte dell'opera del Signore. Così mentre cantiamo potete venire e dare al Signore. Amen. Cuore libero, lodando e ringraziando al Signore. Amen. Quando vengo a te, solo e semplice, siamo solo noi. Spero proprio che ciò che ho per te ti raggiunga il cuore. Il canto che offro a te dice tutto di me. Spero che lo amerai. Tu chiedi sincerità. Possiamo alzarci in piedi e lodare il Signore insieme? Cantiamo, torno alla vera adorazione. Torno alla vera adorazione. Ritorno a te, soltanto a te, Gesù. Mi pento per quello che ho fatto. Di quanto riguarda te, soltanto a te, Gesù. Alleluia. Chi può esprimere il valore tuo? Chi può esprimere il valore tuo, mio eterno Re? Io sono qui, solo e semplice, appartengo a te. Il canto che offro a te dice tutto di me. Spero che lo amerai. Tu chiedi sincerità, cerchi in profondità, tu guardi dentro al mio cuore. Torno alla vera adorazione e ritorno a te, soltanto a te, Gesù. Mi pento per quello che ho fatto quando riguarda te, soltanto a te. Voglio sentire la Chiesa, torno. La Chiesa.
mi pento. Quando riguarda te, soltanto torno alla vera adorazione. E ritorno a te. Torniamo a te, Signore. Soltanto a te, Gesù, mi pento per quello che io ho fatto. Di Quando riguarda te, soltanto a te, Gesù. Alleluia il tuo nome, Signore. Alleluia, Signore, perché tu sei il Dio con noi. Alleluia, perché nonostante noi non quando noi non meritiamo, il Signore stende la tua mano, e il Signore è con noi, il Signore ci protegge e rinnova le tue misericordie ogni giorno, Signore, su di noi, sulle nostre famiglie, Signore, sulle nostre vite. E noi ringraziamo il tuo nome, Signore, lo diamo a te, perché tu sei degno Dio, l'unico Dio. E noi ti ringraziamo per queste offerte, Signore, ringraziamo per questo periodo, Signore, che noi abbiamo fatto di cena, ricordando, Signore, il tuo sacrificio. Signore, portaci, Signore, nelle nostre case, Signore, pieni, Signore, del tuo Spirito Santo, e trasformati, Signore, dalla tua parola, che noi possiamo veramente durante la settimana ricordarci, Signore, parlarci, Signore, tra di noi e con i nostri fratelli, ricordarci, Signore, uno dall'altro, Signore, perché la settimana è fatta anche così, Signore, che noi possiamo come Chiesa, Signore, poter parlarsi, Signore, anche durante la settimana e essere ancora più uniti, Signore, nel tuo nome. Grazie a te, oh Padre, per questa domenica, grazie per la tua bontà e per la tua misericordia. In nome di Gesù noi ti ringraziamo e ti lodiamo. Amen. Ok, potete sedervi. Io vorrei invitare qua davanti, insieme a me, prima di tutto il presidente del nostro nuovo consiglio direttivo, Roberto Luzzi, per favore, insieme ai componenti del consiglio direttivo che sono presenti. Pompeo, dov'è Pompeo? Medea non c'è, no, stamattina. Daniel, consigliere Maia Belluno. Ok, abbiamo 2 rappresentanti qua. Allora, qua per favore. E voglio chiamare anche Walter, per favore, che è presidente della nostra associazione. Sono in mezzo a 2 presidenti, ok? Vabbè, io sono un umile pastore, ok? 2 presidenti. Va bene, allora, da martedì 1 marzo è entrato in carica il nuovo consiglio direttivo, ok? Qua c'è una rappresentanza, Pompeo è il nostro segretario, Roberto è il nostro presidente. Allora, loro ci guideranno nelle questioni amministrative, ok? C'è una cosa che voglio dare una piccola esortazione al nuovo consiglio direttivo, ok? Ricordatevi sempre di questo. Le nostre assemblee e ogni decisione che noi prenderemo non sono solo amministrative, ma è un culto amministrativo, ok? Dobbiamo prendere decisioni secondo la volontà di Dio, ok? La parte amministrativa non è altro che una parte di quello che noi dobbiamo fare davanti a Dio, ok? Quindi tenete questo consiglio come qualcosa di, ok? Fatene una targa, fate quello che volete, insomma, ma tenetelo ben presente, ok? Vogliamo ringraziare anche per la vita dell'associazione con le attività che stiamo facendo e vogliamo pregare per loro. Però io vorrei pregare anche, non solo per queste 2 parti della nostra comunità attiva, ma anche per i nostri malati, ok? Ci sono tante persone malate nella nostra comunità. Belluno ci sono malati, Padova ci sono malati, Treviso ci sono malati. Abbiamo bisogno di chiedere che la mano di Dio possa guarire. Noi come figli di Dio abbiamo questa piena libertà di chiedere a Dio che Dio guarisca, ok? E Dio risponde alla preghiera del suo popolo. Tu credi in questo? Sì? Io penso di sì. E noi dobbiamo chiedere che il Signore possa
guidare, benedire ogni situazione che stiamo vivendo, ok? Roberto, vuoi dire qualcosa? No? A posto? Ok, Presidente. Ok, tu sai che i presidenti che non parlano sono i più pericolosi, ok? Perché loro fanno invece di parlare. Ok, preghiamo per l'associazione e preghiamo per il nuovo consiglio direttivo e i nostri malati, ok? Signore nostro Dio, nostro Padre, grazie per questi fratelli che tu ci hai regalato a servire, Signore, nella tua Chiesa. Ti chiedo per il nuovo consiglio direttivo, tu possa, Signore, guidarli in tutte le decisioni che porteranno davanti a te. Ti prego di aprire il loro cuore e la loro mente, Signore, perché siano veramente spirituali, Signore, e ogni cosa che loro decideranno, in armonia con la tua volontà, sia benedetta dalla tua mano. Ti chiedo anche per l'associazione, Signore, questa branca importantissima della nostra Chiesa. Grazie all'associazione, Signore, noi possiamo vivere e affittare questo locale di culto. Ti chiedo, Signore, che tu possa benedire ogni attività che tu farai attraverso di loro e, Signore, principalmente oggi ti voglio chiedere per i nostri malati. Signore, la tua potente mano sia stesa sopra di loro. Chi ancora non ha scoperto la causa della propria malattia, ti prego, Signore, di guidare qualche dottore, Signore, perché tu possa trovare la cura, trovare la soluzione. Chi ancora, Signore, ancora non è guarito, che non c'è nessuna soluzione, io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù, tu sei il Dio delle soluzioni, non dei problemi. E ti portiamo davanti a te, Signore, queste malattie affinché tu possa guarirle. Padre, è nostra libertà come tuoi figli chiedere, è tua libertà come nostro Dio rispondere. Signore, rimettiamo tutto nelle tue mani. E adesso, Signore, che torneremo alle nostre case, io ti chiedo, Signore, che la pace di Dio e la gloria di Dio ci accompagni, la presenza dello Spirito Santo ci accompagni e che il tuo Figlio Gesù ci parli ogni giorno. Grazie, Padre, per quello che abbiamo vissuto stamattina e ti chiedo tutto questo, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Buona settimana, Dio vi benedica.